Un altro caso di mala amministrazione. Siamo a Fontanelle, via Alessio Di Giovanna, e abbiamo una perdita d'acqua con ogni probabilità sorgentizia. Io ringrazio Girgenti Acque che già stamattina con me ha effettuato un primo sopralluogo. Si tratta di acqua sorgentizia, quindi non compete a Girgenti Acque, compete al comune, perché l'acqua sorgentizia che invade la strada, che realizza, come vedremo, pozzanghere in monte, provoca problemi igienici e all'incolumità pubblica. Mi dicono gli abitanti del quartiere che qui si è recata per ben 2 volte l'assessore Rosalda Passarello, senza ovviamente concludere assolutamente nulla come nel suo costume. Si è recato l'assessore Gramaglia, si sono recati altri assessori, ma il problema rimane e ognuno fa soltanto passerella. Io credo che questa città abbia bisogno di amministratori che siano in grado di affrontare i problemi, di dirigere gli uffici, di realizzare le condizioni minime igieniche per la città. Dove ho i piedi è tutto imbottito di acqua, perché appunto viene a tracimare da quel pozzetto e si riversa nella strada fino a quella caditoia. Ora vedremo dell'altro marciume in questa via, ma voglio immediatamente ricordare ai cittadini che l'assessore Passarello, che ritengo sia la persona più scandalosa di questa amministrazione, da anni ci racconta la frottola, ribadita anche ieri, che sta spostando le antenne dell'elettromagnetismo da via Minerva. Fortunatamente il quinquennio sta per scadere, ormai tra qualche settimana l'assessore Passarello sarà un ricordo della pessima amministrazione di questa città, ma le antenne in via Minerva continuano ad inquinare la vita dei cittadini, assieme alle chiacchiere dell'assessore Passarello e del sindaco Zambuto. Qui la perdita d'acqua riprende, ha trasformato il marciapiede in una fanchiglia putrida che produce insetti e schifezze varie, ma non solo. Abbiamo una infiltrazione d'acqua che scende giù, che può mettere anche in pericolo la strada e il costone. Ognuno può ammirare l'ambiente che abbiamo qui e poi pensare a come è meritoria l'azione dell'assessore all'ambiente della città di Agrigento, Rosalda Passarello. Come dicevo, devo ringraziare Girgenti Acque perché chiamata immediatamente effettuata il sopralluogo ed è venuto fuori che si tratta di acqua sorgentizia. È certo quindi che l'intervento lo deve fare il comune. Qua accanto abbiamo un tratto di spiazzale che si è già ribassato per via delle perdenze di acqua. Ecco come continua il danno.